preso una canzone molto famosa in sardo, l'ho trasformata in inglese e ne ho fatto una hit dance. Mamma mia. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di U-Talk. Oggi con noi Luca Espa, cantante e content creator. Ciao Luca, benvenuto, Ciao ben Marce, trovato. ciao a tutti. Allora, è un piacere averti qua oggi perché parliamo di musica, parliamo anche un po' di sardo, perché tu hai unito questi due mondi e hai fatto un progetto tuo che sta andando fortissimo e che piace tanto alla gente. Però mi piacerebbe raccontare un po' la tua storia, perché forse non tutti sanno, diciamo, come è partita la tua passione e poi come sei riuscito ad arrivare, ecco, oggi a questi risultati. Chi è Luca Espa, se tu dovessi descriverti a chi non ti conosce, ecco? Allora, Luca Espa è un ragazzo di quarto, ora ha 28 anni, ed è sempre cresciuto con questo pallino in testa di voler fare musica, di scrivere canzoni, di voler vivere di cose positive, di cose belle. E questa cosa l'ha portata avanti tramite anche i social, che ovviamente sono una cosa che aiutano tanto in questi giorni a emergere come cantante, come content creator in questo caso. Infatti dico content creator perché secondo me fare il musicista nei giorni nostri non basta così tanto, devi un po' reinventarti, devi trovare un modo per raccontare chi sei in un modo anche simpatico a volte, in un modo un po' sicuramente genuino, per poi proporre quello che si fa, ovvero la propria musica. E in questo caso ho voluto utilizzare anche il sardo, un po' per gioco, per unire sia le persone che mi vogliono bene che le persone che comunque abitano nella mia stessa regione e trarre qualcosa di nuovo, forse anche nuovo. Ecco perché in sostanza nel tuo profilo ci sono le cover di canzoni sia pop sia canzoni di cartoni animati e così via, appunto tradotte in sardo, ma spiegaci meglio, non traduzione letterale, cioè tu che lavoro fai poi? Allora, io come tutte le cose che faccio nel mio profilo sono cose che mi divertono, ok? Quindi il sardo a me, ho sempre avuto questo pensiero, ovvero il sardo non mi ha mai divertito così tanto, perciò ho detto secondo me si può fare qualcosa. Ho preso delle canzoni che potevano suonare bene con questa lingua, ho trovato le parole che secondo me suonavano meglio a costo di non cambiare il significato ma un po' rigirarlo, per ottenere un suono che potesse essere anche competitivo, come può essere il napoletano ai giorni nostri, che comunque è molto in voga. Il sardo non lo era, o non lo è ancora. Però io spero anche tramite questi video di poterlo, non lo so, enfatizzare ancora di più questo, sì. Ma le canzoni le scegli tu puramente in modo casuale, cioè ti piace tutta la musica? Sì, no, Sì. deve essere sia divertente, io passo da canzoni anche un po' drammatiche, tristi, ho fatto Albacchiara di Vasco, ho fatto I Pinguini Tattici Nucleari, ma ho fatto anche Grissin Bond, la sigla dei prodotti Grissin Bond, ma non solo, anche canzoni della Disney, canzoni dei Backstreet Boys, che tra l'altro è andata un sacco quella canzone. Voglio spaziare, voglio prendere seriamente quella cosa, ma non prendermi troppo seriamente, voglio essere libero di poter fare quello che voglio, semplicemente. Come è iniziato però il tutto? Prima di questo progetto immagino che tu avessi già, diciamo, un'idea di fare il cantante, o no? Beh sì, io scrivo canzoni da che ho 18 anni. Sono andato avanti così sino a arrivare a un certo punto. Ho passato un periodo della mia vita anche dove avevo sempre più accostato le canzoni perché non avevo proprio neanche i soldi per poterli investire con le produzioni e cose varie. Ho fatto il portapizza, ho fatto dei lavoretti fino ad arrivare al 2019 che ho iniziato a fare l'artista di strada. Lo faccio tuttora. Questo mi ha dato modo di fantasticare, di cantare, di tenermi allenato, perché è una cosa importante tenersi allenati se vuoi cantare. Per poi ho detto facciamo un investimento, ho preso un iPhone e proviamo a fare dei video dove canto, dove faccio delle cose. Ho provato a fare diversi format, come Sfida la Star, l'ho inventato io questa cosa, dove sfidavo le canzoni, i cantanti a cantare
quanto bene quanto loro, e infatti alternavo un po' loro e un po' me, e quindi facevo proprio questa comparazione tra me e loro, della serie sfido la star e vi faccio vedere che riesco a farla anch'io. Dopodiché anche sfida l'inedito, dove scrivevo su canzoni conosciute di questi artisti, e piano piano stavo anche macinando delle visualizzazioni, un po' di seguito, però mai quanto questo fenomeno delle canzoni in sardo. Delle hit in sardo. Sì. Senti, ma visto che l'hai nominato, ti piace fare l'artista di strada? Cioè, che differenza poi c'è rispetto al mondo patinato dei cantanti? Guarda, io quando vado in strada tratto la strada con molto rispetto. Secondo me la strada è un palco super dignitoso. Per renderlo tale devi davvero dare tutto te stesso. Molte volte quando magari facevo dei video e ci passavo tutta la sera e la finivo stanco, dicevo non vado a cantare perché non voglio sfigurare, non voglio far vedere una parte di me che non è prestante. Se vado a cantare devo essere lucido e, come si dice qua, infogato, devo essere proprio spumeggiante. E quindi sì, è un palco che mi ha dato tante soddisfazioni, sia a Cagliari che in tutta la Sardegna che anche nel resto d'Italia, e lo considero il mio lavoro e lo considero una grande fortuna poterlo fare. Hai fatto anche il Giro d'Italia, così l'avevi chiamato? Sì, Giro d'Italia, dove praticamente con la mia macchina sono partito, ho detto ok, quello che succede succede. Ho fatto tutto il giro della Sicilia, ho preso il traghetto, sono passato da Messina alla Calabria, Basilicata, Campania, poi varie situazioni a Milano, Roma, Bologna, Piazza Maggiore. Quindi cosa facevi? Ti fermavi poi nelle piazze? Sì, cantavo un giorno per posto, tipo un giorno ho cantato a Palermo, un giorno ho cantato a Catania, a Taormina, poi 1000 posti di cui non mi ricordo nemmeno il nome, però capito, se vedevo che c'era la possibilità di avere una festa dove potevo esibirmi, io prendevo Ne approfittavi. Sì. Prendevo la mia piscinetta gonfiabile che dal giorno 1 è il cappello che uso per prendere le donazioni, che diciamo che è diventato quasi il mio simbolo, ovvero un simbolo di spensieratezza. Ora non ce l'ho, questa felpa ce l'ho anche nei colori della piscinetta. Ok, perché è una piscinetta proprio di quelle che conosciamo tutti, quelle la che potete si comprare, gonfiano. sì. Per le donazioni, perché è successo così. Dovevo fare il mio primo giorno da artista di strada a Villa Simius, tutto carico, tutto contento, ho fatto un coso per prendere le donazioni, cosa faccio? Ho pensato, ma un cappello a me non piace, deve essere qualcosa di allegro, positivo. E ho pensato la piscinetta perché è grande, si può anche sgonfiare, si può rimettere a posto, capito? Quindi da quel giorno è diventato il mio simbolo. È diventato il tuo simbolo. Sì. È carina questa storia. Senti, invece anche lì facevi dei contenuti, cioè avevi già proiettato il tutto con i social, oppure no, rimaneva solo un lavoro di strada? Io pensavo, dai, adesso faccio questo per lavoro, metto da parte dei soldi e quelli li investo in uno studio di registrazione, cose varie, cosa che alla fine non è mai accaduta, perché ho detto dai vabbè, magari qualche porta si apre cantando in strada. Spoiler, non è mai successo niente. E infatti da lì ho detto canterò per sempre in strada, farò sempre questa cosa, sempre con la stessa routine, la mattina lì, la sera là, sempre questa cosa. Cioè, da essere un lavoro di libertà era diventato una cosa di routine. Perciò ho detto, proviamo a importarci nel mondo social. E ti dico la verità, all'inizio è stato difficile, molto difficile, perché mettevo un video magari elaborato e invece di acquisire follower li perdevo. Mettevo una storia, quindi pensavo ogni volta, magari sono antipatico, magari non so cantare bene, magari davvero faccio schifo. Cosa che alla fine non è così. Poi ci sono arrivato col tempo, mi sono stampato in testa questa frase, ovvero che il vero pubblico è quello che ancora non ti conosce. Io avevo 1000 follower, il mondo è fatto di 7 miliardi di persone, tra un po' 8 miliardi, e ho detto, secondo me devo continuare, devo trovare questo pubblico che alla fine aspetta solo di conoscermi. Di conoscerti. No, è bello questo che hai detto, perché magari c'è qualcuno che si ritrova in queste parole ed è importante anche non mollare, ecco, in alcuni frangenti. Sì, vorrei dire anche una cosa agli artisti che io vedo, che comunque io guardavo dal basso e dicevo wow, hanno 3000 follower e cose varie.
e magari sono rimasti tali quando io sono salito e tutto il resto. Io vorrei mandare un messaggio a tutte queste persone qua. Fare musica non è solo fare la propria musica, secondo me. In questi tempi non basta. Quindi vi auguro di trovare qualcosa che vi faccia piacere fare e fatela, sino a che qualcosa succede. Poi, come è successo a me, piano piano si può virare verso quello che si è noi stessi, come la canzone che ho fatto uscire da poco. Secondo me bisogna solo trovare il pubblico e l'unico modo è avere costanza e farlo e crederci soprattutto. Certo. Sì. Senti, sotto i tuoi video, soprattutto all'inizio, si è creata un po', quando hai iniziato a farli in sardo, una diatriba tra chi ti diceva no, ma questo non è sardo. Tu come hai reagito all'inizio e che cosa vuoi rispondere oggi? All'inizio ho provato a lottare proprio contro questa corrente di persone veramente accanite su questa frase, diciamo, ovvero che questo non è sardo, il vero sardo è logudorese, cose varie. All'inizio ci stavo anche provando a reggere tutti i commenti, a rispondere a tutti quanti, a spiegare tutto il resto. La verità è che non si possono spiegare queste cose alle persone che non vogliono sapere un parere diverso da loro. Perciò io ho continuato a fare il mio, sapendo che stavo facendo la cosa giusta. E basta. Poi ho pensato di fare una canzone che sarebbe questa qua. Sì, infatti questa è l'unione di tutti i sardi, giusto? Sì. Ovvero che tu sia del Campidano, che tu sia del Lugudoro, della Gallura, di Carloforte, siamo tutti quanti sardi, dobbiamo lottare per l'unità, nel senso non dobbiamo farci la guerra dentro casa. Certo. Questa canzone è la stessa che poi è andata, hanno fatto sentire allo stadio, alla Unipol Domus. Abbiamo visto sui social la tua reazione, che è comprensibile perché non te l'aspettavi. Non ci speravo più, io poverini quelli del Cagliari, che comunque gli ho mandato mamma, sorella, tutti i miei follower ovviamente a tartassare dicendo appunto questo slogan: Cagliari ascoltala. Alla fine l'hanno ascoltata e l'hanno mandata. Senti, il tuo trascorso, mi raccontavi fuori dalle telecamere, non è proprio, diciamo, roseo. Esatto. Sì. Adesso lo dici con un sorriso, però immagino che poi sia stato difficile magari prendere delle scelte, soprattutto quando si tratta appunto di artisti che vogliono fare quello nella vita. Sono giovani e devono anche in qualche modo pensare al loro futuro. Purtroppo fare l'artista non ti dà chissà quali certezze, nel senso, tu magari le pensi, le speri, le sogni, le vedi anche, però ovviamente da vederle a realizzarle proprio ce ne passa, come nel mio caso. Infatti io da quando ho 17 anni, ti ripeto, faccio questa cosa e non ho mai avuto la piena certezza di poterlo fare, di poterlo realizzare. Solo ora che sono passati più di 10 anni, capito? E quindi giustamente i miei genitori non erano così tanto, diciamo, convinti, positivi su questa cosa, nonostante io battessi costantemente per questa cosa. Ho avuto dei problemi appunto, diciamo, a casa, non è che era tanto accettato quello che facevo, cantavo, ripetizione, facevo un sacco di cose, tant'è che da qualche anno a questa parte non abito più a casa mia, ma abito a casa di mia nonna, dove appunto c'è anche il mio studio e cose varie. Quindi registri tutto là? Sì, tutto a casa, tutto io faccio. Perché avevo proprio bisogno di questa libertà, questa indipendenza che mi ha dato tanta certezza. Da quando sono andato via da casa ho proprio deciso di fare anche l'artista di strada, di continuare, di prendere le mie porte in faccia e tutto il resto, fino ad arrivare a oggi che sono contento di aver sempre insistito, di averci sicuramente creduto. In un'intervista recente ho sentito che hai detto che gli artisti in Sardegna non sono così tanto, diciamo, rispettati, forse, correggimi se sbaglio. Comunque hai detto una cosa sul fatto che in Sardegna è più difficile, e quindi anche il fatto che stai rimasto qua. Non ricordo dove l'ho detto, però sì, te lo confermo. Diciamo che
è veramente tanto difficile per un sardo accettare che un cantante ce la stia facendo, a meno che non sei Tazenda, cioè a meno che non sei un cantante che canta in sardo veramente, capito? Che lo fa proprio di mestiere, solo quello, bla bla bla. Anche per citarne uno, adesso mi viene in mente Valerio Scanu, Marco Carta, che comunque hanno reso grande secondo me la Sardegna. Io quando ero piccolo li ascoltavo, nonostante comunque magari i miei compagnetti di classe, tutte le persone a una certa dicevano ma Marco Carta, ma chi si crede di essere? Salutiamo Marco. Sì, ciao Marco. Si crede una persona che vuole diventare, ovvero un cantante di successo, rispettabile e che rispetta se stesso. Infatti non le ho mai capiti tutte queste cose. Anche ai tempi mi viene in mente Justin Bieber, che comunque tutti lo odiavano, invece io cioè, capito? Fan numero uno. Sì, purtroppo la gente vuole sempre creare un nemico da attaccare, e lo sono stato anch'io e sicuramente lo sarò anch'io, però l'importante è che io sappia dove sto andando e quello che sto facendo. Qualche spoiler ce lo puoi fare di qualche canzone prossima che vuoi fare? Qualche setto? Attenzione. Farò arrabbiare tanti sardi in realtà tra poco. Come? Sì. Perché? Perché mi sono permesso di fare una cosa, ma adesso devo capire un attimo come dovrò agire per farlo. Però ho preso una canzone, facciamo i vaghi. Ho preso una canzone molto famosa in sardo, l'ho trasformata in inglese e ne ho fatto una hit dance che veramente, mamma mia, spacca. Ne parlerei molto più volentieri, però purtroppo non voglio essere completamente certo di quello ci hai dato comunque qualche indizio, sì, comunque vogliamo modernare. Aspettiamo adesso con ansia allora questo pezzo. Sì, poi ce ne sono mille altre. Una piccola cosa che vorrei dire è che dopo che ho fatto questa canzone che è andata al Cagliari e tutto il resto, ho proprio l'intenzione di riesumare una canzone che ho fatto 10 anni fa, che si chiama Ce la faccio, e parlava proprio della mia crescita nel mondo calcistico, che non è mai stato roseo, però io dicevo sempre ce la faccio, il ritornello faccio. Perché facevi calcio? Sì, io ho un passato da calciatore. Questo c'era sfuggito. Io dopo, appena stacchiamo qua, vado a fare vado a partita di calcetto, perché è la mia passione più grande oltre al canto e anche videogiochi, però vabbè, quello è un altro discorso. E praticamente da poco ho scoperto che quella canzone l'avevo tagliata e quindi c'è uno spazio e magari fare un duetto tra me, diciottenne, e me di adesso. Ci scriverò una strofa ora, tenendo tutto il resto, e quindi quello sarà il coronamento di 10 anni di ma ce la faccio davvero? Davvero, sì. 10 anni dopo, quindi poi alternerò. Esatto, puoi dire qualcosa. Si sente che magari avevo la voce più bambinesca, certo. magari più sardaccia, senza dizione, tutto il resto, invece sì. Adesso ti dirò una cosa personale, cioè che mia nipotina, che non vive qua, però ovviamente le piace ogni tanto sentire qualcosa in sardo, va a cercare nel tuo profilo le canzoni di Frozen in sardo e le piace tantissimo ascoltare la versione sarda, ma non è l'unica bambina, penso, ce ne sono tante che poi sentono. Le saluto tutte quante in ogni caso. Quindi hai anche fan piccolissime, molto piccole. Che cosa speri per il futuro, Luca? Io ripeto sempre questa frase quando me lo chiedono. Io non spero di diventare super famoso, non voglio dire questo. Io spero di essere felice di quello che faccio sempre, come ho sempre fatto, di poter sempre scegliere io quello che devo fare. Questo è voglio avere la libertà di essere quello che sono, quello che voglio essere. Tutto qua. Poi se ci sarà fortuna sarò contento, se ci sarà sfortuna me ne fanno una ragione, però voglio essere sempre felice. Questo è il mio Grazie Luca per la bellissima chiacchierata e in bocca al lupo. Grazie. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata di U-Talk.